Siamo qui all'interno della fiera Tutto Sposi, mostra d'oltremare, e siamo con il signor Gino Signore, Le Maison Signore. Volevo chiederti la proposta che fate quest'anno all'interno della fiera Tutto Sposi. Ma le proposte sono tante. Quest'anno ci siamo concentrati con questo mood, questa atmosfera del giardino incantato, giusto per cercare di emozionare gli ospiti che arrivano, cercando di presentare delle linee, delle collezioni originali attinenti a un bosco incantato. Quindi gli sposi possono essere attratti da queste proposte, direi molto innovative anche, no? per la nuova collezione. Cosa consigliamo allora alle spose? Ma guarda, io mi diverto a realizzare questi spazi bellissimi, mi diverto a realizzare delle collezioni meravigliose. Noi abbiamo più linee, cioè cerchiamo di vestire un po' la sposa in base a com'è la sua personalità, in base a com'è il suo fisico. Quindi ci sono tantissime collezioni. L'abito della sposa è un po' l'abito unico per questo giorno così speciale. Sì, che vale una vita. Assolutamente sì. Beh, Gino, volevo chiederti come possono fare i lettori di Street News e gli sposi a mettersi in contatto con voi. Ma insomma, la cosa più semplice è sicuramente www.maisonsignore.it. Va bene, noi siamo onorati di averti avuto qui con streetnews.it, Maison Signore, streetnews.it, Tutto Sposi. Con vero piacere anche per me. Arrivederci. E siamo riusciti, eccola qua, a beccare la presentatrice ufficiale di questa 31esima edizione. Veronica, volevamo allora chiederti una testimonianza su queste giornate così belle e con tanti esperti del settore. Sono stati 9 giorni veramente pieni di giovani e belle coppie. Devo dire un bellissimo pubblico, molto alto, idee chiare. E poi al Palasposa devo dire abbiamo avuto dei momenti di sfilata, di passerella con i brand più importanti anche a livello internazionale, europeo, e per me è stata una grande soddisfazione. Un consiglio da poter dare a giovani sposi, visto che ne abbiamo così intervistato anche diverse coppie che sono arrivate qua, ovviamente con le idee non tanto chiare magari, però gli esperti possono appunto dare delucidazioni. Gli esperti in questa fiera ci sono e sono tanti, bisogna saper scegliere e bisogna mettere a fuoco che cosa si vuole. Se si vuole, come dire, un evento in qualche modo sartoriale, confezionato su misura, allora ci sono tante possibilità, tanti modi di chiedere, ottenere consulenze e servizi che rendono il tuo giorno del matrimonio un giorno speciale per i tuoi ospiti, ma soprattutto per la coppia. Assolutamente sì, perché Oggi poi le coppie si vogliono divertire, vogliono ballare, il cibo è importante, deve essere buono ma non deve essere preponderante, quindi l'atmosfera, il mood, le luci, l'allestimento, sono tutte voci molto importanti insieme all'abito da sposa ovviamente. Assolutamente sì. E allora, visto che è una kermesse che ricrea e unisce come dire il prodotto col servizio, a questo punto legato ad un evento così bello che è il matrimonio, un saluto da parte di Veronica Mai a tutti gli sposi e a tutti i nostri lettori di streetnews.it. Un abbraccio da me, ovviamente mi troverete al Palasposa al Padiglione 5 per presentare le sfilate. Siamo qua all'interno della fiera Tutto Sposi, abbiamo catturato una giovane coppia di sposi. Per galanteria partiamo dalla signora che si chiama Gabriella e Gabriele. fantastico, un'accoppiata perfetta direi. Su cosa avete puntato l'attenzione? Quest'oggi stiamo valutando per il nostro viaggio di nozze. Sarà un bel po' impegnativo quello che vogliamo fare. Avete già qualche idea? Sì, New York, Polinesia, queste sono le nostre idee. Gabriele, in quanto a location, com'è andata? No, benissimo, c'è stato subito imprinting con una struttura, non so se si può dire. Possiamo dirla, sì. Villa Scalera, c'è stato subito imprinting, quindi non abbiamo avuto dubbi. Cosa conta poi nella festa, nel party? Diciamo il festeggiare al meglio, la cosa, essere felici. Sinceramente non abbiamo grandi pretese, divertirci con i nostri amici, con i nostri familiari e niente di più. Soprattutto la sua felicità, devo essere sincero, per me è quello che conta. E allora domandiamo a Gabriella, cosa bisogna fare per renderti felice? Così ascolta anche Gabriele. Divertimento, ovviamente, e buon cibo. È la cosa più importante. Life after death.